Panorama Sardo, in collaborazione con Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Richiedi al tuo negoziante di fiducia i prodotti del mercato agroalimentare della Sardegna. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. SE Trand, settore ecologia, dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Apriamo questa nuova puntata di Panorama Sardo con il bilancio della quarta edizione di Noi Camminiamo in Sardegna. La manifestazione è promossa dall'assessorato regionale del turismo è dedicata ad una visita della nostra regione in modo alternativo, cosiddetto lento, ed in particolare al tema dei cammini dell'isola. È stata un'edizione da record che ha coinvolto oltre 800 partecipanti tra camminatori, esperti, giornalisti, content creator, tour operator, autori e progettisti di cammini, accompagnati da più di 40 guide turistiche, ambientali e escursionistiche esperte. Sono stati percorsi oltre 700 km attraverso 55 comuni, toccando gli 8 cammini di Sardegna e le 8 destinazioni di pellegrinaggio, un risultato che conferma Noi Camminiamo in Sardegna come il principale appuntamento nazionale dedicato alla promozione del turismo esperienziale e sostenibile, capace di coniugare ambiente, cultura, spiritualità e identità locale. Il progetto ha coinvolto gli itinerari del Cammino Minerario di Santa Barbara, di San Giorgio Vescovo, di Santo Iacu, di Sant'Efisio, le 100 Torri, Via dei Santuari e Cammino Francescano in Sardegna, ai quali si è aggiunto il nuovo itinerario pilota del Cammino dei Beati che attraversa i territori di Dorgali, Galtellì, Oriena, Orgosolo e Orosei. Protagoniste anche le destinazioni di pellegrinaggio: Boruta, Dorgali, Galtellì, Genoni Gesturi Laconi, Luogo Santo, Orgosolo e Sant'Antioco, autentici borghi di spiritualità, accoglienza e memoria. Il gran finale di Pula ha rappresentato il momento simbolico e celebrativo dell'intera manifestazione. Il turismo dei cammini non è solo un modo di viaggiare, ma un'esperienza di scoperta lenta e profonda che unisce spiritualità, cultura e sostenibilità, ha dichiarato l'assessore del turismo Franco Cucureddu. Con Noi Camminiamo in Sardegna si continua a costruire un'offerta capace di raccontare la Sardegna più vera e di farla conoscere al mondo tutto l'anno. Durante l'edizione 2025 è stata inaugurata la quinta tappa del Cammino di Sant'Efisio, tra la chiesa di San Giovanni Battista e le chiesette di Sant'Efisio e Nora, attraversando luoghi di fede, paesaggio e memoria.
Un nuovo tratto di 10 km che porta il percorso complessivo a oltre 90, rafforzando il valore identitario e devozionale del cammino dedicato al santo più venerato dell'isola. Con oltre 80 professionisti nazionali coinvolti tra giornalisti, autori, tour operator e progettisti di cammino, la quarta edizione segna quindi un ulteriore passo avanti nella costruzione di una rete di promozione e conoscenza condivisa che unisce territori, esperienze e persone sotto un'unica visione di Sardegna autentica e sostenibile. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Ogni giorno selezioniamo con cura il nostro raccolto. Il meglio del territorio. Da sempre, garanzia di qualità. Ma è proprio quando le luci si accendono e il mercato si anima che tutto prende vita. Dalla terra alla tavola in meno di 12 ore. Frutta e verdura dal sapore autentico, come in un mosaico di freschezza e genuinità. E per chi apprezza i sapori esotici, un'ampia scelta di frutti tropicali selezionati. Remosa, in attività in Sardegna dal 1955. Oggi è leader nazionale nello sviluppo del progetto Idrogeno Verde. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Difficile rapporto con le banche? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. Il dettaglio sul sito spheres.it. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Setrand, settore ecologia. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi. Grazie agli impianti innovativi ed al costante sviluppo tecnico recuperiamo oltre il 70% dei rifiuti da noi gestiti. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna.
Sindaco, una nuova edizione, Noi camminiamo in Sardegna e Gesturi protagonista con Fra Nicola. Sì, questa è la quarta edizione di questa importante manifestazione promossa dall'assessorato al turismo della regione Sardegna. E Gesturi ancora una volta si candida a essere protagonista all'interno di questa manifestazione. Siamo felici perché possiamo raccontare un patrimonio culturale, storico, architettonico, ma soprattutto un patrimonio di fede che si unisce poi con quello naturalistico per offrire veramente un pacchetto completo per i nostri visitatori. Ci saranno giornalisti, blogger, un cammino di diversi chilometri. Si arriverà sul vostro unicum che è la Giara. Eh sì, riusciremo a portare sulla Giara per un tragitto di 23 chilometri tanti influencer, persone che insomma promuoveranno il nostro territorio, racconteranno le nostre peculiarità e quell'identità di cui andiamo fieri. Siamo veramente convinti che questa sia la strategia migliore per raccontare i territori come Gesturi, i territori dell'interno, che anche se distanti dal mare hanno veramente un patrimonio che va visto, va conosciuto e che rappresenta un unicum. In particolare noi insomma diciamo che il nostro attrattore principale, il nostro punto di forza è sicuramente l'altipiano della Giara, perché rappresenta appunto un panorama naturalistico, ambientale, unico nel suo genere, anche per quanto riguarda la fauna. Pensiamo ai nostri mitici cavallini che sono celebri in tutto il mondo. A questo accompagniamo in questi cammini, associamo tutto l'aspetto religioso che da noi rappresenta insomma quel frammento di identità culturale, spirituale che contraddistingue la nostra comunità. La fierezza che abbiamo nell'aver dato i Natali a una persona straordinaria come Fra Nicola, in questi giorni insomma proveremo a raccontarla col cuore, a raccontarlo appieno, a coinvolgere tutti i visitatori e per il loro tramite a raccontarla insomma anche al di fuori della Sardegna. Ci sarà la guida, possiamo dire, fisica e spirituale di tutti i camminatori? Sì, sono una guida ambientale escursionistica, allo stesso tempo una guida culturale e religiosa, quindi accompagnerò i visitatori in questo percorso, in questa nuova edizione di Noi camminiamo in Sardegna. Siamo come al solito molto felici di accogliere le persone in questo piccolo borgo, un percorso di fede e di bellezza per riscoprire l'autenticità del nostro paese, con la sua cultura millenaria, gruppi folk, fisarmonicisti, artisti, tante sono le persone che infatti arrivano qua per fare questo percorso. Un percorso, dicevo, anche di bellezza, perché oltre all'aspetto religioso, spirituale, si affronterà un cammino a passo lento attraverso i sentieri dell'altopiano della Giara, che è una nostra ricchezza da tutti i punti di vista, dove vivono i famosissimi cavallini dell'altopiano della Giara, gli ultimi cavalli selvaggi d'Europa. Quindi siamo pronti per partire. Oggi inizieremo il tour all'interno del paese, visitando la casa del Beato Nicola e subito dopo alcune delle chiese, 7 chiese presenti nel paese. E il giorno dopo, quindi domani, cammineremo attraverso i sentieri dell'altopiano della Giara, arriveremo fino a un punto panoramico di Zeppa Ramanna, che è l'antico vulcano che dà origine all'altopiano, e torneremo poi attraverso un percorso ad anello, ci fermeremo a visitare anche un'altra risorsa molto importante di questo territorio, che è uno dei più importanti protonuraghi presenti sul ciglio dell'altopiano della Giara, che è il Truncumadugui, e poi ci faremo un aperitivo prima di rientrare nel nostro piccolo paesino. Il terzo giorno invece sarà la volta della camminata per la Madonna d'Itri, anche in una chiesa campestre a circa 3 chilometri dal paese, e lì abbiamo organizzato anche un laboratorio di estrazione del sughero, che è una cultura anche questa del nostro paese, e poi la trasformazione del sughero. E poi sarà la volta di Pula, dove ci incontreremo con tutte le destinazioni per affrontare il viaggio verso Nora.
Allora, sono Rita Bertazzoni, giornalista freelance di testate di viaggi. L'esperienza che stiamo vivendo è stupenda, non solo per il paesaggio, ma soprattutto perché è veramente come una sorta di cammino anche interiore. Il silenzio, i rumori dei passi, della natura, i profumi della macchia, è veramente un'esperienza bellissima, proprio appunto non solo un'esperienza fisica, ma proprio anche un'esperienza emozionale. È la tua prima volta in Sardegna? No, non è la prima volta, adoro la Sardegna, quindi in ogni occasione, almeno una volta all'anno ritorno ed è sempre stupenda, c'è proprio un'energia bellissima, è una terra davvero che regala tante emozioni e anche un benessere proprio psicofisico. Signor Vittorio, questa passione per Fra Nicola, la religiosità, il cammino dei santi, i cammini religiosi, noi camminiamo in Sardegna. Lei quante opere ha fatto in questo periodo? Tantissime. Mi sono permesso anche di mandarle a Papa Francesco 3 anni fa e ho ricevuto la risposta e sono rimasto molto contento. I suoi gesti arrivano da lontano, l'intreccio di quello che è la palma per poi creare dei manufatti che poi sono delle vere e proprie opere. Io queste cose le ho fatte da ragazzino piccolo perché andavo in chiesa per fare le palme per il paese, Avramo Vosovopolo, e ogni anno sto andando ancora tuttora e perciò è una passione che ho da molto tempo. E adesso sto facendo queste cose che mi piace regalarne alle persone. Ma queste opere che lei fa poi le mette in condivisione sia con la cittadinanza che con tutto quello che è il discorso dei turisti? Sì, e poi mi danno le offerte e con le offerte che mi fanno le do alle chiese, sia a Fra Nicola che alla Madonna d'Itria. Quante opere ha creato in questo periodo? Tantissime, molte. Poi mi piace anche fare sculture e cose varie. Allora, ieri è stata una giornata meravigliosa perché abbiamo passeggiato nel centro storico di questo piccolo paese nel cuore della Sardegna ed è stato bello vedere autenticità, vedere l'accoglienza delle persone e anche si percepiva proprio quanto le tradizioni e la storia fossero fuse in un unico ambiente e fossero ancora estremamente sentite, che non è una cosa così scontata, quindi l'ho apprezzata tantissimo. È la biodiversità della Giara, dove oltre ai cavallini c'è una flora e una fauna veramente importante. Allora, qui diciamo che sfondi una porta aperta perché adoro passeggiare nella natura, perché faccio anche la guida ambientale escursionistica e quindi è stato bellissimo vedere e ritrovare una varietà di piante davvero super interessanti, dalle querce, da sughero, ma anche le roverelle, per non parlare poi di tutta la piccola vegetazione come il lentisco oppure ancora i vari cisti, quindi davvero una cosa spettacolare, super interessante. Siamo qui nel mezzo della Giara, della macchia mediterranea, praticamente un luogo selvaggio e in cui si può proprio respirare l'aria dell'entroterra sardo e il verde e i cammini che stiamo facendo con il nostro gruppo e è veramente un luogo che sembra arrivare da un altro pianeta, ecco, invece siamo proprio in Sardegna. Posto meraviglioso, abbiamo appena visto i cavallini che vivono solo in quest'altopiano e iniziamo questa esperienza in un modo perfetto. La Giara ha una diversità, una flora e una fauna, un microambiente che possiamo dire secolare e nelle varie fasi estive. Questo rappresenta uno degli unicum della Sardegna. Sì, in qualsiasi stagione vorrei aggiungere, con i ranuncoli in primavera, ma anche adesso il verde dei laghi è sempre affascinante. Questa che edizione è a cui partecipi? Questa è la mia terza edizione come guida ambientale escursionistica. Ho voluto con noi anche gli artigiani e diciamo gli artisti di Gesturi, anche Sandino Irvi, che è il suonatore lo stesso della cultura di Gesturi. Noi siamo molto contenti e onorati di avervi con noi, giornalisti, influencer, fashion blogger, in questa giornata dei Camminiamo in Sardegna. Che hanno coinvolto quest'anno anche noi Prolocco e
diciamo, a tutto giro, insomma, per essere insieme a tutti quanti per questi importanti cammini per la Sardegna. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Remosa, in attività in Sardegna dal 1955. Oggi è leader nazionale nello sviluppo del progetto Idrogeno Verde. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Non c'è solo il credito bancario. Con i mini bond e le cambiali finanziarie coperti dal fondo di garanzia, i tuoi progetti trovano nuovi investitori che credono in te. Contatta Spheres. Ogni giorno selezioniamo con cura il nostro raccolto. Il meglio del territorio. Da sempre, garanzia di qualità. Ma è proprio quando le luci si accendono e il mercato si anima che tutto prende vita. Dalla terra alla tavola in meno di 12 ore. Frutta e verdura dal sapore autentico, come in un mosaico di freschezza e genuinità. E per chi apprezza i sapori esotici, un'ampia scelta di frutti tropicali selezionati. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Meno scartoffie e più efficienza? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Setrand, settore ecologia. Siamo in grado di attivare il servizio di pronto intervento ecologico in caso di emergenza e con potenziale contaminazione delle matrici ambientali. Forti delle nostre competenze e dei nostri mezzi, realizziamo bonifiche di siti inquinati anche da amianto. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Un pubblico attento e numeroso ha seguito nell'11ª sala del Castello dei Doria la conferenza spettacolo dedicata ad Eleonora d'Arborea, la giudicessa regina che nel XIV secolo guidò il giudicato e che ancora oggi continua a essere simbolo di emancipazione femminile e identità collettiva. La giornata ha preso avvio con una suggestiva rievocazione medievale curata dal Comitato Quartiere Castello di Iglesias, con 50 figuranti in costume che hanno attraversato i vicoli del borgo conducendo il pubblico fino al cuore della manifestazione. Ad aprire e chiudere la serata sono stati due momenti artistici: le letture dell'attrice Marta Proietti Orzella dalle lettere di Eleonora e dai sonetti petrarcheschi, unite alla voce del soprano Ilaria Vanacore e al pianoforte Antonio Luciani, che hanno interpretato i celebri 3 sonetti del Petrarca, musicati da Liszt. Al centro il confronto storico-culturale.
Lo studioso medievalista Mauro Sanna ha riportato ordine tra le fonti storiche, mostrando come il mito di Eleonora, lungi dall'essere scalfito, sia stato uno strumento attraverso cui i sardi hanno rafforzato nei secoli la propria identità e il legame con la terra. Il professor Alessandro Soddu, associato di storia medievale all'Università degli Studi di Sassari, ha tracciato invece il profilo di una tessitrice di pace, capace di condurre trattative delicate con la Corona d'Aragona e di consegnare alla storia la Carta dei Logu. Di sicuro tra le legislazioni più moderne del Medioevo, la giornalista e scrittrice Enza Plottino ha portato uno sguardo femminista, sottolineando la necessità di restituire voce alle donne escluse dalla narrazione storica e legando Eleonora al protagonismo femminile sardo. Maria Speranza Frassetto, assessora alla cultura del comune di Castelsardo. Oggi il borgo celebra Eleonora d'Arborea, prima una rievocazione storica, dopo un momento di studi e confronto anche con l'arte che parla di questa grande donna. Siamo felicissimi, non è la prima volta che organizziamo una manifestazione in onore di Eleonora d'Arborea. Abbiamo fatto anche altri eventi diciamo, che celebravano in generale il Medioevo, un altro evento su Eleonora e questo insomma, sarebbe la seconda volta durante i miei mandati amministrativi. Il motivo per cui voi, come tutti sanno, Eleonora si è sposata con il signore di Castelgenovese, Brancaleone Doria. Noi non la ricordiamo come la moglie del signore di Castelgenovese, ma la ricordiamo per il suo spessore, per la sua audacia, per le sue capacità, per la sua determinazione. Abbiamo voluto ripetere questo momento perché lei non è semplicemente una pagina di storia, lei è un esempio per tutte noi donne. Che non dobbiamo aver paura di sfidare noi stessi, di affrontare le sfide più importanti e soprattutto dobbiamo sempre ricordarci che possiamo valere tanto e quindi dobbiamo farci rispettare e pretendere di avere le stesse opportunità, e non parlo solo a livello italiano, parlo a livello mondiale. Quindi il motivo diciamo, che ci ha spinto soprattutto a rivalutare ancora una volta, a celebrare questa figura proprio sta nella valenza di questo personaggio. E tra l'altro noi a Castelsardo abbiamo fatto nostra questa lezione e per la prima volta in questo mandato abbiamo una donna che dopo Eleonora è la prima che amministra questa comunità. Quindi siamo felicissimi di questa nuova celebrazione e insomma ringraziamo la Casa Rosa e tutte le associazioni che si sono mosse assieme a loro perché questo evento potesse essere realizzabile e pensiamo di continuare in questo percorso storico anche con dei convegni appositi e altre manifestazioni nei prossimi anni. Grazie. Maristella Casula, oggi Castelsardo omaggia Eleonora d'Arborea, giudicessa regina e simbolo di emancipazione femminile. Tutto questo grazie all'associazione culturale La Casa Rosa con tutta una serie di partner che hanno reso possibile questa iniziativa. Sì, innanzitutto la manifestazione che celebra Eleonora d'Arborea qui al Castello di Doria è stata voluta in modo particolare dall'assessorato alla cultura e dalla sindaca del comune di Castelsardo. Non è la prima volta che noi veniamo qua, l'anno scorso abbiamo realizzato una bellissima iniziativa dal titolo Donne protagoniste del Medioevo sardo, è piaciuta tantissimo e quindi quest'anno riproponiamo invece un focus su Eleonora d'Arborea. Lo facciamo all'interno della 10ª rassegna Itinerari letterari e storici dell'identità sarda, che quest'anno al suo interno accoglie due iniziative molto belle. Da una parte il Festival internazionale della lettura sociale diverso e dall'altra itinerari musicali dell'identità.
Oggi un parterre d'eccezione, abbiamo accademici e poi dei grandi artisti che racconteranno quindi in forma parlata, in forma musicale questo grande personaggio. Sì, sono artisti di eccellenza, sono soci dell'Associazione Culturale La Casa Rosa, Antonio Luciani che vanta un'esperienza quarantennale non solo come docente ma soprattutto per la sua carriera concertistica. Ilaria Vanacore che comunque ha esordito anche al teatro lirico, è una giovane promessa, sta avendo grandissimo successo e quindi diciamo che l'Associazione La Casa Rosa ha la finalità di valorizzare nuovi talenti. Nel caso della Vanacore è Marta Proietti Orzella che con noi collabora da tantissimi anni, è un'attrice di teatro ma anche di cinema. Maria Lucia Tirotto, sindaca di Castelsardo, quanto è importante per il borgo celebrare Eleonora e farlo anche con l'Associazione La Casa Rosa? Sicuramente è importantissimo, soprattutto in questo momento storico. Tra l'altro abbiamo già in passato fatto delle manifestazioni per celebrare Eleonora d'Arborea, questa figura così importante, emblematica per quanto riguarda la storia di Castelsardo, ma non solo di tutta la Sardegna. Ma in questo momento storico preciso, diciamo che essendo anche in questo caso io rappresentante dell'ente del comune di Castelsardo, essendo donna, per la prima volta una donna appunto come sindaco nella città di Castelsardo, quindi assume, per quanto mi riguarda, almeno per gli altri non sarà così, un valore simbolico aggiuntivo e quindi importante. Oltre a questo però, che magari è un qualcosa che mi riguarda personalmente, ma neanche più di tanto, perché comunque la figura di Eleonora d'Arborea, oltre ad avere avuto una grandissima importanza dal punto di vista sicuramente militare, politico, ma è una figura che in quel periodo, nel Medioevo, ha portato avanti delle battaglie, soprattutto per i più deboli, ma anche ha rivalutato un po' quella che era la figura femminile, perché nel Medioevo pensare ad una donna al comando, insomma, è impensabile. Ancora oggi per alcuni è ancora così, bene o male le cose sono cambiate, però sicuramente è una figura importantissima che noi cerchiamo di rivalutare insieme poi ovviamente a tutto quello che è il contesto che c'è intorno, quindi non solo Eleonora d'Arborea ma la storia bellissima e secolare che ha la nostra città. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Nessuno lotta per la tua impresa? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Remosa, in attività in Sardegna dal 1955. Oggi è leader nazionale nello sviluppo del progetto Idrogeno Verde. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. I dettagli sul sito sfirso.it. Ogni giorno selezioniamo con cura il nostro raccolto. Il meglio del territorio. Da sempre, garanzia di qualità. Ma è proprio quando le luci si accendono e il mercato si anima che tutto prende vita. Dalla terra alla tavola in meno di 12 ore. Frutta e verdura dal sapore autentico, come in un mosaico di freschezza e genuinità.
e per chi apprezza i sapori esotici, un'ampia scelta di frutti tropicali selezionati. Setrand, settore ecologia. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, in linea con la nostra certificazione EMA. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Alla Mediateca del Mediterraneo il Forum del Terzo Settore con il coordinamento dell'Associazione dei Comuni Sardi. Focus sugli enti privati che promuovono attività di interesse generale per fini civici, solidaristici e di utilità sociale, senza scopo di lucro, che con un decreto del 2017 sono stati riformati. Da quell'anno è in essere la disciplina nazionale che regola le diverse tipologie di organizzazioni di terzo settore con le quali i cittadini contribuiscono a perseguire il bene comune. Un passaggio fondamentale per consentire lo sviluppo e l'innovazione in condizioni di parità di trattamento dei rapporti tra il terzo settore e la pubblica amministrazione. Il confronto di oggi vuole contribuire a costruire comuni conoscenze sui principi normativi di riferimento e valutare lo stato dell'arte delle esperienze intraprese dalle diverse realtà regionali, con l'obiettivo di avviare una riflessione a più voci sulla qualità delle relazioni e per valutare l'opportunità di dotare anche la Sardegna di uno strumento normativo capace di migliorare e consolidare la collaborazione tra il terzo settore della nostra regione, le istituzioni e le comunità locali. Una giornata di condivisione, di comunicazione, soprattutto per uno dei settori fondamentali, non solo per la Sardegna ma per l'Italia, il terzo settore. Sì, un settore importante soprattutto per i numeri aggregati che muove nel nostro paese. Spesso non si percepiscono perché si tratta di realtà piccole o medie, ma nel complesso si tratta di circa 250.000 realtà in tutto il paese, di quasi 1 milione di lavoratori, di qualcosa che si aggira fra i 4 e i 5 milioni di volontari, fra quelli all'interno delle organizzazioni e quelli all'esterno delle organizzazioni. Si tratta di un settore estremamente variegato al proprio interno, per cui occasioni come queste, che consentono di riflettere su come sui territori, nelle città, il terzo settore si organizza, è un grande contributo conoscitivo sia per le istituzioni sia per il terzo settore, che riesce a leggere se stesso nel quadro nazionale e, oggi va detto, anche europeo, perché la sfida del terzo settore è anche europea. L'iniziativa nasce da una constatazione che dalla riforma del terzo settore, che è datata del 2017, sia le realtà del terzo settore, il volontariato, la cooperazione sociale, le associazioni di promozione sociale, insieme ai comuni in particolare, ma anche la regione, devono sviluppare un rapporto nei fatti nuovo, di riconoscimento più forte del ruolo, della funzione che si svolge ai fini del perseguimento dell'interesse generale, del benessere delle comunità.
In questi anni questo rapporto, si sta costruendo in alcuni modi che non sempre sono coerenti, quindi c'è un comune che magari interviene in una certa maniera, un'altra amministrazione con procedure completamente diverse. L'amministrazione condivisa ha bisogno di essere affinata, di costruire linguaggi comuni, riconoscimento. Questo è un momento nel quale queste due realtà, la pubblica amministrazione in senso lato, dagli enti locali alla regione, e le nostre realtà del terzo settore, provano a condividere linguaggi, conoscenze, individuare le criticità e porsi il problema di come queste criticità devono essere superate in funzione di un solo obiettivo, che è quello della costruzione del benessere delle nostre comunità e della valorizzazione del protagonismo di tanti cittadini che fanno della solidarietà un elemento di valore ma anche di impegno quotidiano. Gadoni è una realtà della Barbagia di Seulo a 78 km da Nuoro e ad 83 da Oristano, con 639 residenti. È conosciuta per le sue ricche miniere di rame sfruttate prima dai nuragici, poi dai Fenici e dai Romani, in attività fino al 1983, quando ha lasciato spazio ad un'area di archeologia industriale che ospita un ecomuseo. Nel fine settimana è ritornata alla ribalta per la presentazione del libro di Gabriele Calvisi, promosso dall'Associazione Culturale dei Minatori Cuprum, in collaborazione con il comune di Gadoni, dal titolo Fontana Raminosa, erranti per le lente gallerie smarriti nell'oblio. Un viaggio nella memoria mineraria della Sardegna con uno sguardo rivolto al futuro. Ospiti la presidente Alessandra Todde e l'assessore dell'industria Emanuele Cani. La giornata è iniziata con una visita alla miniera di Fontana Raminosa guidata da Franco Moro, presidente dell'associazione Cuprum. La presidente e l'assessore hanno incontrato alcuni ex minatori e visitato gli spazi raccontati nel libro, simbolo di una storia che ancora parla della comunità locale. Successivamente, al centro polifunzionale di Via Umberto I, si è tenuta la presentazione ufficiale del volume, moderata dal giornalista dell'Unione Sarda Giuseppe Deiana. È stato osservato che questi luoghi hanno bisogno di nuova vita, di essere ripensati e valorizzati in una prospettiva futura, nella quale a livello nazionale e internazionale è in essere la riscoperta del lavoro minerario alla ricerca delle preziose terre rare. Sottolineato che esiste il dovere morale di ridare alle comunità minerarie la possibilità di trarre dai loro territori un reddito, un lavoro, una prospettiva concreta per restare a costruire il proprio futuro in Sardegna, le nuove tecnologie e le prospettive legate all'estrazione delle materie prime critiche possono trasformare le miniere dismesse in una nuova opportunità di sviluppo e di occupazione, e la Regione oggi vuole creare le condizioni perché questi luoghi tornino ad essere spazi di vita, di lavoro e di dignità. Il libro, pubblicato da Isola Palma di Grafiche Ghiani, raccoglie 190 fotografie e testi dedicati alla miniera di Fontana Raminosa e alla memoria dei suoi protagonisti. Le fotografie sono di Gabriele Calvisi e Roberto De Ida, i testi di Matteo Cara, Salvatore Cherchi, Giovanni Dettori, Andriano Madeddu, Giambattista Novella e Sandro Puzzolu. La pubblicazione del libro è stata sostenuta dalla Fondazione di Sardegna e rappresenta una testimonianza collettiva che riporta al centro il valore delle persone, delle comunità e della loro storia, ma soprattutto la possibilità di costruire un futuro nuovo a partire dalle proprie radici.
Ma la giornata di oggi è una bella occasione per rivalutare un luogo importante, un luogo che ha visto coinvolte tante persone attraverso il loro lavoro. La presentazione del libro ci restituisce l'immagine di quei luoghi, ma soprattutto ci restituisce l'immagine di quelle persone. Noi abbiamo il dovere morale di ridare a queste persone, soprattutto alle nuove generazioni, la possibilità di riavere da quei luoghi un reddito, uno stipendio, quello che può servire alle loro famiglie per continuare ad abitare questi territori. Oggi fortunatamente tutto il settore delle cosiddette miniere dismesse è di nuovo fortemente sotto la lente di ingrandimento in positivo, può attraverso le nuove tecnologie, l'eventuale sfruttamento delle materie prime critiche diventare di nuovo un luogo di lavoro appunto, e quindi noi come politica e in questo caso come regione dobbiamo fare quanto possibile perché queste condizioni si possano presentare e quindi possano ridare davvero vita e lavoro alle persone e alle loro famiglie in territori che purtroppo in questi decenni da questo punto di vista sono stati abbandonati. Oggi è un'emozione per me visitare Gadoni e soprattutto la miniera di Fontana Raminosa, di parlare con i minatori, di vedere nel libro che sarà presentato le loro vite, i loro volti, le loro mani e tutta la passione che c'è all'interno di questi contesti, che sono contesti che hanno necessità di nuova vita, hanno necessità di essere ripensati, e la cosa che mi colpisce di più è vedere queste vecchie generazioni di lavoratori che hanno speso appunto l'intera vita all'interno di questi contesti raccontare. E attraverso il racconto e attraverso quello che è stato si può pensare veramente in un contesto futuro. E io penso ai grandi progetti trasformativi di cui stiamo parlando in questi giorni, per esempio l'Einstein Telescope, il fatto che si possa portare una nuova economia dentro le miniere. E voglio riportare qua, lo dirò anche a loro, lo racconterò anche a loro, quello che mi ha detto un vecchio minatore di Lura. Noi abbiamo bisogno di progetti che riportino energia, persone, valore dentro le miniere. E secondo me anche il contesto di Gadoni, che è uno dei più grandi d'Europa, può essere e deve essere ripensato. E credo che oggi questa condivisione sia importante proprio per fare in modo di mettere al centro nuove idee, nuova energia e nuova economia anche per queste comunità. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. CNA, l'Associazione degli Artigiani e delle Imprese Italiane. Remosa, in attività in Sardegna dal 1955. Oggi è leader nazionale nello sviluppo del progetto Idrogeno Verde. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. I dettagli sul sito sfirso.it. Ogni giorno selezioniamo con cura il nostro raccolto. Il meglio del territorio. Da sempre garanzia di qualità.
Ma è proprio quando le luci si accendono e il mercato si anima che tutto prende vita. Dalla terra alla tavola in meno di 12 ore. Frutta e verdura dal sapore autentico, come in un mosaico di freschezza e genuinità. E per chi apprezza i sapori esotici, un'ampia scelta di frutti tropicali selezionati. Setrand, settore ecologia. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, in linea con la nostra certificazione EMA. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Love of my soul. I don't belong to you. Buonasera Valerio, in questo nuovo appuntamento di Panorama Sardo, in questa coda d'estate, la famosa stagione spalla, siamo di nuovo in un territorio che è dedito a Panorama Sardo. Siamo a Sant'Antio con il Caronina Ranch e incontriamo chi per tutta l'estate ha accolto i residenti e i turisti. È stata una stagione all'insegna della natura. Certo, salve, io sono Viviana e mi occupo diciamo nello specifico di accoglienza di turisti e anche persone del posto, e facciamo diversi tipi di escursioni. Quindi facciamo escursioni a cavallo. Noi siamo con il nostro ranch di fronte alla costa di Splanendas a circa 500 metri, per cui abbiamo un bellissimo sentiero che passa qua sopra la costa, per cui i turisti vengono soprattutto per vedere il paesaggio che ci circonda, che è meraviglioso, una costa diciamo ancora selvaggia, e poi abbiamo anche in alternativa per i più avventurosi anche l'escursione in quad, dove si fanno più chilometri, si cammina naturalmente più veloce rispetto al turismo equestre, che invece è un po' più lento, un po' più insomma in relax eccetera, e allora si vanno a vedere dei posti con un circuito ad anello di circa 25 km, per cui vediamo diverse parti della costa di Sant'Antioco. Tante le caratteristiche di questo territorio sardo. La settimana scorsa c'è stato Noi Camminiamo in Sardegna, voi partecipate anche a quella che è l'Ippovia, è stata inaugurata l'anno scorso sul percorso di Santa Barbara, i 16 cammini in Sardegna, e anche quello è un qualcosa, il cavallo che è l'animale che insomma va anche incontro alle esigenze delle persone con disabilità. Sì, certo, noi siamo appunto di fronte a un percorso che è stato inaugurato l'anno scorso come Ippovia, per cui noi qua di fronte abbiamo il percorso di circa 5 km e naturalmente il cavallo è l'animale che insieme a tanti altri si presta a aiutare, insomma a stimolare, suscitare emozioni anche in persone insomma che hanno qualunque tipo di difficoltà, non solo disabilità ma anche magari difficoltà psicologiche, magari di interazione, paure, emozioni contrastanti, quindi si possono superare tantissimi limiti avvicinandosi a questo animale e avendo insomma l'accortezza di star dietro a tutto questo diciamo a tutte queste sfaccettature di emozioni che vengono fuori ogni volta che io metto qualcuno vicino a un cavallo, dal bambino più piccolo al genitore, insomma chiunque voglia avvicinarsi. Viviana, una curiosità anche per i nostri telespettatori e anche del cronista. Qui c'è una famosa insenatura spiaggia, l'Arco dei Baci, dove alcuni anni fa un famoso brand di cioccolatini ha fatto anche uno spot televisivo. Ma è vero che questo d'estate viene veramente preso d'assalto?
Sì, allora noi fortunatamente siamo di fronte all'Arco dei Baci, quindi tantissimi mi telefonano e io dico forse vogliono un'escursione. Scusi signora, dove vado per l'Arco dei Baci? E quindi io guarda, vai dritto e trovi lo stradello che costeggia la pineta di fronte al nostro ingresso, lo trovi subito e si trova a 10 minuti dal ranch. È una piscina naturale profonda 7 metri con sopra un arco in pietra che è molto affascinante. Tra l'altro di fronte al nostro ingresso abbiamo proprio l'immagine con un grande cartellone in legno che ha messo il comune che ci aiuta esatto, ed è fantastico. Tutti vanno lì per vedere il tramonto e tantissime volte io passo e trovo delle coppiette lì sedute che guardano il tramonto, mi vedono e l'indomani ci siamo visti ieri e oggi vorrei venire con voi a cavallo perché noi guardavamo il tramonto, abbiamo visto passare i cavalli, allora insomma è tutto un qualcosa di romantico dove noi passando poi dopo insomma c'è anche un ritorno. Tra l'altro voi d'estate fate anche delle serate a tema con prodotti enogastronomici e soprattutto con un cielo, qui non c'è inquinamento luminoso e quindi d'estate avete creato anche questo format che davvero piace tantissimo. Sì, ci siamo inventati nel corso degli anni con il nostro astrofisico di fiducia che ormai lavora con noi da più anni, che è il direttore del planetario di Cagliari dell'Unione Sarda, Manuel Floris, e a detta sua ha fatto degli studi. Questo è uno dei cieli più bui d'Italia perché di fronte al nostro ranch quindi ci sono quasi nessuna casa, per cui l'inquinamento luminoso è veramente limitato, per cui a un certo punto della serata si spengono le luci, ci mettiamo sul prato verde col telomare e lui allora fa da protagonista, ci spiega a seconda della serata se è visibile la Via Lattea piuttosto che la luna piena o i pianeti, insomma ci racconta un sacco di aneddoti, porta dei telescopi professionali per poter osservare, fare delle foto per gli appassionati, tutto contornato poi da musica dal vivo, degustazioni dei vini prodotti del territorio di Sant'Antioco e anche limitrofo, per cui cerchiamo di unire un po', fare un po' rete con tutti gli operatori e cercare di portare dentro un qualcosa di più a questo territorio che poi è tanto da scoprire, tanto bisogna come noi diciamo, è vero, come noi diciamo nei nostri reportage, il sud Sardegna, il nord, est e ovest, ormai lo possiamo dire con panorama sardo e con Telesardegna, il continente Sardegna ha tante possibilità per i residenti, per i turisti che abbiamo davvero sotto casa. E allora con le nostre immagini vi salutiamo da qui, vi facciamo vedere i percorsi sull'isola di Sant'Antioco e continuate a restare con noi. Love of my soul. I don't belong to you.
Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Meno scartoffie e più efficienza? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. Il dettaglio sul sito spheres.it. Remosa, in attività in Sardegna dal 1955. Oggi è leader nazionale nello sviluppo del progetto Idrogeno Verde. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Ogni giorno selezioniamo con cura il nostro raccolto. Il meglio del territorio. Da sempre, garanzia di qualità. Ma è proprio quando le luci si accendono e il mercato si anima che tutto prende vita. Dalla terra alla tavola in meno di 12 ore. Frutta e verdura dal sapore autentico, come in un mosaico di freschezza e genuinità. E per chi apprezza i sapori esotici, un'ampia scelta di frutti tropicali selezionati. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Setrand, settore ecologia. Forti delle nostre competenze e dei nostri mezzi, realizziamo bonifiche di siti inquinati anche da amianto. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, in linea con la nostra certificazione EMA. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Forte tamo e tamo e tamo, sin essere L'attimo perfetto tra cultura, sapori e tradizione popolare si è chiusa tra gli applausi di circa 400 ospiti la kermesse dei ristoratori che a Gesico si sono sfidati nel segno della lumaca. La serata, che ha preceduto di 7 giorni la nota sagra gastronomica sarda, ha raccontato luoghi, territorio, piaceri del cibo e del vino. Da questi eventi passa anche la crescita e lo sviluppo socio-economico della nostra comunità. Le parole di Terenzio Schirru, primo cittadino e deus ex machina di un evento che ha sposato emozioni, fede, saperi e sapori, amicizia e tradizioni, condivisione e gusto. La serata, con Panorama Sardo che non è voluto mancare all'evento, ha visto trionfare Pino Cao e Luigi Dedoni, chef e titolare del Sugumbidu, tappa per buon gustai nel quartiere Marina a Cagliari. Il ristorante è stato premiato per aver cucinato le migliori lumache della convention. Il 31esimo confronto tra supercuochi si è tenuto al centro servizi Sulivario. A incorniciare il tutto, in una serata pietra miliare della gastronomia isolana, la presentazione di libri, laboratori tra scienza e miniera, dibattiti, farse teatrali, mostre, degustazioni di vini, folklore, balletti e anche una simpatica corsa delle lumache. Gesico, 700 anime laboriose, orgoglio sommesso di chi conosce e rispetta le stagioni e quel che dice la terra, ha applaudito una macchina operativa perfetta nel servire le proposte fumanti provenienti dai fornelli del regno delle lumache.
dalla commistione con i funghi porcini alla spruzzata di zafferano, passando per gli ingredienti più noti: fregola, aglio, alloro, sugo velluttato. Dietro Pino Cau, la giuria della Lumaca d'Oro, guidata da Raimondo Mandis, ha premiato gli abbinamenti proposti da Andrea e Marta di Guasila, Giuseppe Aresu di Pimentel, Matteo Secchi della Prolocco di Gesico, Andrea Carta e Mara De Si del ristorante La Perla a Villanova Forru e Silvio Boi, titolare del ristorante Las Vegas a Siurgus Donigala. Interpreti attenti e curiosi, ma mai troppo distanti dalle indicazioni e dai sapori delle ricette tipiche. A dettare i tempi lo chef Pierpaolo Argiolu, abile nel dialogare anche con la madrina della Kermesse, una irresistibile signora Littera, interpretata al meglio dal cabarettista Marco Camboni. Insomma, un momento speciale, con un nutrito gruppo di sindaci di Tregenta, Marmilla, Gerrei, Campidano e Parteolla, entusiasti nel vedere il rispetto di usanze che non conoscono fretta e improvvisazione. Tamo forte, tamo, tamo e tamo. La lumaca è una nostra identità, quindi noi cerchiamo di valorizzarla anche con questa gara culinaria. È ovvio che non è solo una gara culinaria, è un modo per identificarci, per comunque parlare del nostro territorio, e quindi l'obiettivo è sempre lo stesso: cercare di uscire dall'anonimato con un prodotto che comunque è apprezzato in tutto il mondo. Io la settimana scorsa ho fatto un convegno sulla elicicoltura, quindi sugli allevamenti licicoli a Piana di Monteverna, e tutti conoscevano la nostra kermesse, la nostra sagra. Sì, è una base di partenza, però si può migliorare tutto, però è un modo per dire quello che noi vogliamo fare, altrimenti questi piccoli comuni sono veramente destinati a un turismo che non ci identifica. Questo è il mio pensiero. Perché tutti possono andare al mare, bellissimo, eccetera, però molti turisti vogliono venire da noi per quello che mangiamo, per quello che noi riusciamo a proporre come pietanza. Adesso parlo di lumache, ma anche le fave, adesso le ho viste, sono un prodotto che ci identificano, che viene apprezzato tantissimo, e quindi questa è la nostra identità. Questa manifestazione è per la Sagra, che comunque è una delle manifestazioni più importanti nel settore dell'elicicoltura in tutta Europa. È inserita all'interno della 404esima edizione della festa di Sant'Amatore, quindi c'è questo connubio, questo mescolarsi tra il sacro e il profano, che comunque è una ricetta esplosiva, che comunque attira tantissima gente da tutte le parti dei territori, ma soprattutto della Sardegna, ma anche dal continente, e ultimamente anche turisti che vengono dalla Francia, dalla Germania, dalla Svizzera, dall'Inghilterra. Diciamo che un po' si sta espandendo in tutta Europa. A Cagliari, Sassari, Macomer e Iglesias dal 16 novembre al 7 dicembre la seconda edizione di Bogues e Cordas World Strings Festival, un evento musicale dedicato alle corde vocali e a quelle strumentali, tra sperimentazione e dialogo tra culture. La produzione è affidata all'associazione culturale Saperbecche con la direzione artistica del duo Dettori Moretti. Nel corso della presentazione è stato assegnato il premio Bogues e Cordas 2025 ad Alan Stivell e ad Andreas Wollenweider.
Il festival ha debuttato 12 mesi fa dall'idea di Beppe Dettori e Raul Moretti come naturale proiezione della loro visione musicale internazionale, con l'obiettivo di diventare un punto di riferimento all'interno della world music, dedicandosi specificamente agli strumenti a corde. La nuova edizione di questo festival internazionale, Contaminazioni, protagonista è la corda, la voce, gli strumenti che si uniscono in una chiave universale, quello della musica. Assolutamente sì. Beh, è un po' il prolungamento mio e di Raul, perché noi portiamo avanti questo duo dal 2011 e ci siamo focalizzati sulle corde, sia vocali, e lì entra proprio in ballo anche una mia grande passione, che è quella delle diplofonie, delle multifonie che si possono produrre con questi esperimenti vocali, che un po' ci ha portato a Demetrio Stratos, ma che poi, approfondendo, arriva fino alla radice della nostra musica tradizionale, che sarebbero i canti a tenores. E lì si vanno a mischiare delle curiosità, perché è molto curioso il fatto che a 6.000-7.000 km di distanza in Mongolia o in Tibet si ha la stessa peculiarità. Le radici sono sotterranee, no? Fanno parte della cultura, dell'essenza dei popoli, ma in questo caso c'è una velocità incredibile di fusione. Beh, adesso sì. E questo bisogna dire veramente un grazie abnorme a Peter Gabriel, che ha messo in correlazione le musiche del mondo, creando proprio un movimento a cui noi siamo affiliati, che è la world music. Ed è una bellezza enorme, perché è causa di approvvigionamento, di studio, di creatività assurda. Ma io, quando facevo ancora pop scrivevo canzoni per altri, ma era una fonte di ispirazione enorme il fatto di poter sentire Nusrat Fateh Ali Khan e cercare di portare alcune sue melodie, dandomi ispirazione per portarle nel pop. Cosa si deve aspettare il pubblico che già vi conosce, quindi anche per i nuovi, diciamo così, ascoltatori, cosa si aspetterà in queste 12 tappe? Ma intanto una musica che arriva dal profondo del cuore, dove c'è tanta passione, tanta voglia di conservare una tradizione e di portarla avanti. C'è causa anche di riflessione, perché in una tappa del 22 di novembre faremo un simposio sulla voce, mettendo in relazione proprio la nostra peculiarità sarda con quella appunto di 6.000-7.000 km di distanza, assieme a Lorenzo Piero Bon e a Gambold, che appunto arriva dalla Mongolia, ma Lorenzo è un altro ricercatore, un mio carissimo amico, che va tanto spesso in quelle zone, va in Mongolia, va in Nepal, e fa proprio degli studi di approfondimento proprio per scopi terapeutici, perché lui l'ho conosciuto in una clinica olistica dove lui interagiva con dei bambini autistici facendo il canto armonico. Oggi c'è la presentazione, andiamo per il fine anno, quindi novembre e dicembre ci sarà il festival, ma ti chiedo, un sardo doc come te, quanto è importante veicolare l'isola di Sardegna anche da un punto di vista musicale e di tradizione? Grazie per il sardo doc, anche se non sono proprio un sardo doc. Io sono distintino, dove c'ha questa peculiarità di pseudocolonia carlofortina, no? Dell'isola di San Pietro, quindi c'ho qualche desinenza ligure all'interno. Mi salva mio padre, che è del centro nord, del Bonorva, e quindi ho diciamo queste radici. Per questa ragione di lasciare qualcosa ai giovani affinché questa cosa non muoia mai. È importantissimo che ci diano questa possibilità di portare cose nuove in Sardegna, che non sono sempre le stesse cose che abbiamo già qua e che sono meravigliose, tra l'altro.
però è bello anche cercare di scambiare delle cose con altre energie musicali, con altre situazioni in cui c'è un momento di crescita, un momento di approvvigionamento proprio dell'anima. Siamo giunti a una seconda edizione di un festival che ha come mission, possiamo dire così, la fusione mediterranea con i suoni delle corde, degli strumenti a corda e della voce, che è uno strumento naturale dell'essere umano. Sì, esattamente, il nostro focus è proprio quello, la world music intesa un po' come io e Beppe la intendiamo, quindi una world music di contaminazione anche tra generi diversi e dialogo tra diverse culture. Si parte dal Mediterraneo perché la Sardegna è nel mezzo del Mediterraneo, diventa punto di incontro e di dialogo. Quest'anno aperto a più culture e con progetti che appunto sono incentrati sulle corde vibranti della voce e degli strumenti. 12 appuntamenti che spazieranno da Cagliari, Sassari, Iglesias per portare poi quello che è la fruizione poi di questi momenti. Sì, quest'anno ampliamo un po' il raggio d'azione, sono sempre 12 eventi come anche l'anno scorso, ma oltre a Sassari e Cagliari aggiungiamo anche una tappa a Iglesias e a Macomer proprio per raggiungere comunità diverse. Questo tipo di festival hanno un impegno ovviamente tutto l'anno per poi sfociare, come in tutti gli eventi, insomma, di un'importanza appunto internazionale. Dal vostro focus, la Sardegna come si posiziona da questo punto di vista? La Sardegna, a parte essere un territorio che per me è di adozione, ma è proprio forse perché arrivo dall'esterno ho ancora di più apprezzato la unicità della sua cultura, no? Non solo, in questo caso parliamo anche di quella musicale, ma non solo, che desta ovviamente anche molto interesse e curiosità e voglia di incontro e di dialogo da parte poi degli artisti che arrivano dalle altre parti del mondo, nonché sfruttando anche la bellezza del territorio per poterli ospitare. Quindi direi che così, al di là dei problemi forse di raggiungibilità durante novembre, dicembre, quando si svolge il festival, quindi qualche problema diciamo logistico, però è la terra ideale insomma per questo tipo di progetto. Oltre 3 milioni di arrivi registrati in Sardegna tra gennaio e agosto 2025, che rappresentano un più 7,5% rispetto all'anno precedente. Sono 9 milioni e 200 mila i passeggeri in transito negli aeroporti sardi da gennaio a settembre, con un incremento del 4,7% rispetto al 2024. Sono i primi dati ufficiali della Sardegna della stagione delle vacanze 2025 emersi nel corso del TTG di Rimini, la Fiera Internazionale del Turismo, che quest'anno ha dovuto superare un forte momento di imbarazzo per la ferma decisione degli organizzatori di escludere la delegazione di Israele, iniziativa che non è stata condivisa dalla ministra Santanchè. Secondo me è stato un errore, ma io oggi alle 16 comunque incontrerò il delegato che arriva appunto qua alla fiera, perché voglio parlare con tutti, sono a disposizione di tutti e quindi io l'ho detto e continuo a dirlo, per me è stato un grande errore. Abbiamo detto che Israele è un amico, Israele non è un nemico, non abbiamo bisogno di nemici, ce ne sono già troppi in giro per il mondo. Israele è un amico che noi riteniamo sta sbagliando e quando un amico sbaglia deve avere il coraggio di dirlo, prima di sussurrarlo, guardandolo negli occhi e poi se necessario anche urlandogli. Quindi questa è stata l'impostazione che abbiamo avuto con questa decisione. Io ho anche auspicato pubblicamente che già dalla prossima edizione nuovamente
lo stand di Israele e quello della Palestina possono essere sotto lo stesso padiglione come sono stati fino a un anno fa. Ecco, questo è quello che vogliamo. Vogliamo dare un piccolo contributo, un piccolo segnale affinché possa finalmente prevalere la pace in quella terra martoriata. Ritorniamo adesso al primo bilancio stagionale della Sardegna, che ha presentato dati ufficiali che smentiscono clamorosamente il malcontento manifestato da molti operatori economici isolani. Per la prima volta che si presentano dati in corso di stagione, una stagione che speriamo che si possa allungare il più possibile. L'anno scorso a ottobre ci ha dato grande soddisfazione con un più 44% e speriamo che anche quest'anno ci sia un'ulteriore crescita. Il dato importante, per quanto non consolidato, è che quest'anno gli arrivi dovrebbero aumentare intorno al 7,5%. Stiamo parlando di una porzione di anno. I dati che abbiamo raccolto sono da gennaio ad agosto, però anche settembre, ottobre e novembre ci sembrano incoraggianti, almeno stando alle prenotazioni. Ci sono però, oltre ai dati che andranno analizzati per singola tipologia di struttura e per singola area territoriale, 3 buone notizie che riguardano l'intera regione. La prima è quella della grande notorietà che ci ha dato avere Cala Golorizè, designata quale spiaggia più bella del mondo. È un primato che abbiamo sfiorato lo scorso anno col secondo posto di Cala Mariolo, ma questo ci ha dato davvero una grandissima visibilità e ha consolidato il nostro posizionamento nel segmento più pregiato del turismo marino balneare. Un altro segmento ed un altro goal, un'altra good news, un'altra ottima notizia per la Sardegna è il fatto che nel 12 luglio dello scorso anno le Domus de Janas, 18 Domus de Janas situate in 16 comuni, abbiano avuto la certificazione di patrimonio dell'umanità dell'UNESCO. Quindi avere, oltre a Barumini, che rappresenta la civiltà nuragica, 18 siti in 16 comuni che rappresentano la civiltà precedente, che è quella delle Domus del Janas, ci consente di strutturare un'offerta e un prodotto che si inserisce nel turismo culturale, ma nella particolare in quello archeologico. La terza buona notizia della quale parliamo oggi è quella che dopo oltre un anno di lavoro portato avanti dall'aeroporto, dalla società di gestione dell'aeroporto di Olbia, dalla GEASA, si è chiuso un accordo con la Delta Airlines, la seconda compagnia più grande del mondo, che attiverà a partire da maggio prossimo un collegamento diretto tra New York ed Olbia, quindi tra gli Stati Uniti, mercato in grandissima crescita, e la Sardegna. Mercato che è cresciuto del 36% lo scorso anno e che anche quest'anno ci dà segnali davvero molto incoraggianti. 3 buone notizie che certificano lo stato di salute buono, direi ottimo, del turismo in Sardegna. Panorama Sardo, in collaborazione con Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Richiedi al tuo negoziante di fiducia i prodotti del mercato agroalimentare della Sardegna. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. SE Trand, settore ecologia, dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna.